È stata presentata al Circolo degli Ufficiali di Padova la prima storica edizione del Giro del Veneto riservato agli juniores. Si correrà dal 27 al 30 luglio prossimi con 4 tappe aperte a diverse soluzioni. Galdino Peruzzo, patron della SC Padovani, parte il Giro del Veneto juniores. C'è grande attesa per questa corsa. Sì, l'attesa sicuramente c'è, abbiamo visto anche nella presentazione di oggi che c'è un grande interesse. Adesso inizia l'attesa e inizia anche un po' di emozione per quel giorno che verrà, insomma. 4 tappe in programma, una più bella dell'altra. Lei quale percorrerebbe in bicicletta? Io in bicicletta le percorro tutte, dopo sicuramente non avrò i tempi di questi ragazzi, però sono veramente 4 tappe belle. Si partirà giovedì 27 luglio per 4 tappe in programma, per un totale di circa 350 km da compiere. Il primo atto si vivrà in una cronometro a squadre disegnata all'interno del centro di Padova. Diego Bonavina, assessore allo sport del comune di Padova, il Giro del Veneto Juniores partirà con una cronometro a squadre in Prato della Valle, dove nel 1869 si corse la prima gara ciclistica. Un onore. Devo dire che insomma sembra proprio che il ciclismo sia nato a Padova, di questo ne siamo orgogliosi e ci piace soprattutto che la Padova del 2023, in cui è città europea dello sport, possa riproporre o addirittura organizzare delle manifestazioni che non sono mai state organizzate. Quindi ben venga questo Giro del Veneto, una manifestazione dedicata ai ragazzi giovani, quindi sarà innanzitutto molto combattuta, perché questo lo sappiamo per certo, ma soprattutto sarà dedicata a quelli che un domani saranno i campioni del futuro, saranno soprattutto gli uomini del futuro della nostra società. Grandissima organizzazione, un ringraziamento particolare veramente a tutte le amministrazioni comunali, a tutte le polizie locali, alla polizia stradale, perché stanno facendo un lavoro immenso per poter garantire la sicurezza degli atleti e garantire soprattutto il corretto svolgimento di questa manifestazione, che sarà importantissima. Da venerdì 28 luglio inizieranno le frazioni in linea, la prima da Este a Vicenza dedicata alle ruote veloci, quindi sabato 29 luglio la Abano Terme San Vendemiano che porterà la carovana sulle colline del Prosecco di OCG con un passaggio interessantissimo sul muro di Cadelpoggio ed infine la chiusura da Padova a Teolo con il circuito conclusivo che andrà a decretare il vincitore finale. Siamo con il dottor Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio della Regione Veneto, un Giro del Veneto Juniores che andrà a presentare alcune delle bellezze più iconiche della nostra regione, a partire da Prato della Valle. Assolutamente, proprio complimenti a chi ha disegnato il percorso, perché passare e partire da Prato della Valle, passare i Colli Berici Ugani, arrivare in centro a Vicenza, fare il percorso dentro alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO anche in quel caso, quindi veramente un percorso che unisce sport, paesaggio, storia, cultura e mi auguro veramente anche agonismo per una categoria di giovani che è sicuramente quella che permette la crescita più importante dell'atleta nel ciclismo, mi auguro anche tanto spettacolo per gli appassionati lungo le strade del Veneto. 5 le maglie in palio che andranno a premiare tutte le speciali classifiche, a partire dalla maglia rossa riservata al leader della classifica generale, ma sono tante le novità pensate dallo staff della SC Padovani. Siamo con Maddalena Ganz, responsabile marketing di Cherry Bank, partner del Giro del Veneto Juniores con la maglia dei Gran Premi della Montagna. Le scalate anche nel vostro mondo non mancano. Siamo molto orgogliosi di essere tra i main sponsor del Giro Juniores. Cherry Bank è un progetto nato da poco, all'incirca un anno e mezzo fa. Siamo una squadra molto giovane, cresciuta rapidamente, amiamo le sfide come i nostri ragazzi. Siamo 270 persone, anche di più. Un'età media di 39 anni, quindi tutti molto giovani, e viviamo lo sport e la competizione anche a livello interno. Tra i nostri valori lo spirito di squadra è quello che ci contraddistingue di più, come nello sport, insieme alla determinazione. Per questo siamo molto orgogliosi di far parte di questo importante evento che rappresenta valore per tutto il nostro territorio, e creare valore fa parte della mission della banca.
Una corsa riservata agli juniores e dunque ai giovani talenti, ma che strizza l'occhio al mondo del professionismo. Infatti saranno tanti gli spunti di interesse che si potranno attingere dalle 4 tappe in programma, guardando già verso fine stagione, quando tornerà il Giro del Veneto riservato ai professionisti grazie alla collaborazione tra la SC Padovani e Filippo Pozzato. Si presenta il Giro del Veneto Juniores, ma si guarda anche a quello dei professionisti. SC Padovani e PP Sport sempre insieme. Sicuramente la Padovani è l'orgoglio del Giro del Veneto, quello dei professionisti, perché è sempre stata una corsa loro. Quando abbiamo deciso di riprenderla in mano insieme alla Regione sono stati i primi a darci una mano, quindi sicuramente un grazie va a loro. E poi questa genialità del Giro del Veneto Juniors penso sia una cosa veramente, una chicca bellissima, perché dimostra l'impegno di Padovani che mette da sempre, ma soprattutto rivolto verso i giovani, che è la cosa fondamentale per arrivare poi ad avere i professionisti del futuro.